18 giugno 1836. Il generale Alessandro La Marmora istituisce il Corpo dei Bersaglieri. Il battesimo sul campo dei bersaglieri avviene nella battaglia di Ponte Goito l'8 aprile del 1848 nel corso della prima guerra di indipendenza. Lo stesso La Marmora rimane gravemente ferito. Dopo l'unità d'Italia, i bersaglieri vengono inviati nel meridione per sconfiggere il brigantaggio. Nel 1870 i bersaglieri entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Ecco, adesso via dei Fori Imperiali è sgombra perché si deve fare largo per il passaggio dei fanti piumati, i bersaglieri. Fanti piumati che quando vanno di corsa percorrono via dei Fori Imperiali a 180 passi al minuto, al contrario degli alpini che sono passati con 110 passi al minuto. Ecco la fanfara dei bersaglieri, che è una fanfara composita oggi, perché c'è la fanfara della Brigata Osta e Pinerolo. Ecco la fanfara della Brigata Ossa e della Brigata Garibaldi. Al suono della corsa si chiama questa marcia. Paolo, è irresistibile anche per la tribuna delle autorità l'applauso a ritmo di bersaglieri. La compagnia era dell'8° reggimento bersaglieri. Sì, ecco, guardate, avete un esempio, c'è il ministro Bonino, avete visto il sindaco di Roma, che erano tutti sorridenti. Suscitano sempre grande entusiasmo i bersaglieri quando passano per via dei Fori Imperiali, ma direi quando passano ovunque. È vero. Roberto Calvi